Luigi Cosentino, della famiglia Cosentino, da sempre, o almeno da 2 generazioni, ottici in Cagliari, come si diceva. 2 generazioni, no? Adesso c'è la terza anche. C'è la terza. Per assurdo, nel momento in cui la sua attività è stata denominata Salmo Iraghi e Viganò, lei forse riesce a realizzare uno dei sogni della sua vita. Questa mostra voluta anche dai signori Salmo Iraghi e Viganò. Esatto, ci hanno sponsorizzato questa mostra e mi hanno permesso di poter esporre almeno in parte questa mia collezione che ormai dura da una trentina d'anni. Che però lei non era quasi mai riuscito... Quasi mai, salvo in un'occasione che avevamo fatto un libro di un paio di centinaia di fotografie. Ma per il resto non era facile organizzare una mostra di questo tipo. Senta, la famiglia Cosentino con suo nonno arriva in Sardegna intorno al 1880. Come spesso accade per coloro che arrivano in Sardegna, suo nonno funzionario dello Stato. Un funzionario dello Stato che venne a Cagliari, mi dicevano quando ero bambino che lo mandarono per punizione a Cagliari. Il famoso detto, il famoso, ma ti sbatto in Sardegna. Può darsi che siano anche ricordi miei vaghi così. Comunque lui restò in servizio, mi pare andò in pensione ai primi del Novecento. Allora di cinefoto ottica non ci pensava minimamente. Assolutamente, ma era una famiglia numerosa e quindi ognuno dei figli ha cercato di arrangiarsi, insomma, e di creare qualche cosa. Un'attività. Suo padre in particolare come arrivò? Mio padre arrivò in società con un cognato, Palladino, ad aprire questo negozio che originariamente era fotografia, gramofoni e dischi, per l'esattezza macchine parlanti, perché le pubblicità è macchine parlanti, non gramofoni, le prime pubblicità, e articoli da regali. Negli articoli da regalo c'erano compresi orologi, penne stilografiche e andarono avanti così per un certo numero di anni, poi ci si è sempre più specializzati, prima abbandonando gli articoli da regalo e poi negli anni 30 abbandonando i gramofoni e dischi e specializzandosi in ottica e in fotografia e geodesia. La fotografia per lei che cos'è? Se dovesse dare una definizione, cos'è per lei la fotografia? Cos'è stata nella sua vita la fotografia? Beh, diciamo che tra gli anni 30 e 40 la fotografia è stata un boom, se possiamo chiamarlo così, è un business, ecco, più che un boom, un business che oltretutto eravamo abbastanza pochi come negozi di articoli fotografici, non come fotografi, ma come negozi di articoli fotografici. E indubbiamente è stata una scoperta che ha rivoluzionato il mondo, perché ancora oggi con la televisione, con i digitali, eccetera, ci dobbiamo rifare sempre. C'è sempre il fascino della pellicola che poi viene stampata. Ma per conto mio sì, anche se io non sono mai stato un amatore, nel senso un dilettante provetto, un dilettante appassionato, però ecco, qualcuno mi dice, oggi col digitale non perdiamo più niente, anche fra 100 anni, fra 200 anni avremo, ma io ho lastre, fotografie anche di oltre 100 anni, e che ancora, quindi io so per certo che la negativa, che la pellicola, la lastra,
almeno per 100 anni durano, col digitale non lo so, sarò io che aspetteremo e vedremo che cosa succederà fra 100 anni. Quindi... Senta, la fotografia come memoria del tempo. Attraverso le foto della sua collezione, soprattutto incentrate su quelli che sono avvenimenti che riguardano Cagliari, si vede il trasformarsi di una città. Molto, molto, in tutti i sensi, anche nelle manifestazioni religiose, manifestazioni politiche, chiamiamole così, proprio una trasformazione che magari non si è resi conto, perché è venuto tutto piano piano e uno si è sempre integrato, ma guardando queste immagini, alcune di queste immagini, uno si rende conto di quello che è cambiato veramente. Sicuramente già quando lei era piccolo, suo padre le faceva vedere la trasformazione della città, facendole vedere come era prima la situazione, esatto, come era adesso. Esatto, anche se diciamo noi ragazzi eravamo interessati ad altre cose, quindi eravamo noi che c'entrava e dall'altro si usciva. Le ha afferrate dopo, le ha recuperate dopo? Le ho recuperate dopo, perché ecco, dire come mi è venuta sta passione. Diciamo che io ho incominciato a raccogliere queste fotografie perché mi piacevano, dico oh, guarda com'era, guarda com'era, ma le tenevo così buttate da una parte. Quando è un dato momento ho dovuto fare pulizia, ho detto butto via tutto, riguardando come effettivamente. E allora da lì è scattata questa molla che la molla è scattata in questo senso che ho detto ma scusa, io già non conosco la città e ho l'età che ho e forse da queste fotografie mi rendo conto un po' come miei figli e i miei nipoti che cosa non sapranno niente. Quella è stata la molla. Per esempio ci sono una serie, sono 2 o 3 fotografie in cui si vede la via Roma dove le case sono sia sul lato destro che sul lato sinistro. Sì. Quella probabilmente lei non l'ha conosciuta di persona, l'ha conosciuta in fotografia. Io l'ho vista in questa fotografia ma non mi rendevo conto, perché non è che le case siano dal lato mare, come posso dire, è come se la carreggiata di via Roma dove c'è la palazzata, sì, era più stretta e proprio in questa carreggiata sorgevano delle casupole che queste casupole dividevano, da quello che posso capire da quella fotografia, sì, dividevano un po' quello che era il molo, il porto vero e proprio, tant'è vero c'era la porta che consentiva l'accesso sia al porto, esatto, sia alla via Roma. Alla via Roma, che non era ancora via Roma, era l'arrivo a Cagliari. L'arrivo a Cagliari, poi verranno buttato quelle mura, perché quelle erano delle mura, diciamo, con delle case. Sì, cioè la prima difesa della città, esatto, contro gli attacchi che venivano dal mare. Una delle zone più fotografate in assoluto, ci sono tantissime fotografie che girano in merito, è la zona di Piazza Ienne, che forse era il vero centro della città. Piazza Ienne e Largo Carlo Felice. Largo sì. Carlo Felice. Quelle, vabbè, sicuramente vediamo un Largo Carlo Felice sotto il monumento a Carlo Felice, che nasce con le prime bancarelle. Con le prime bancarelle, che era il mercato dove proprio quello che noi andiamo a San Benedetto adesso per la spesa, i cagliaritani andavano lì. Intorno alla statua di Carlo Intorno alla Felice. statua e si prolungava anche verso giù, perché il mercato continuava, perché c'era anche il mercato del grano che arrivava. Era più a ridosso del porto. Più a ridosso del porto, sì, questo. Non esisteva il Palazzo della Rinascente. No, il Palazzo della Rinascente è venuto nel 1930 e rotti. Poi a un certo punto Cagliari decide che le bancarelle e il mercato non possono più stare in mezzo alla strada e c'è il mercato civico. E costruiscono il mercato civico. In Largo Carlo Felice. Ora io... colonnato bellissimo. Magnifico. Dico che per fare il Largo Carlo Felice come oggi si sono dovute sacrificare certe cose, come tutte le mura che c'erano lungo tutto il largo a destra, dove c'è la Rinascente, dove c'era il mercato, eccetera.
sarà stato fatto bene, fatto male, questo non posso dirlo io. E hanno costruito il mercato che sino alla fine degli anni 50 è rimasto lì, poi l'hanno smantellato. Stiamo parlando della zona dove attualmente ci sono la sede della Banca Nazionale del Lavoro e la della Banca d'Italia. d'Italia, esatto. E in più la strada via del Mercato Vecchio, che quella divideva i due lati del mercato, il mercato del pesce dal mercato di altre derrate, di altre cose, frutta, verdura e quant'altro, sì, i prodotti che arrivavano dalla campagna. Sì. Di quell'epoca, oltre che alcune fotografie del mercato, in verità poche, sono le immagini che ritraggono i cosiddetti piccioquedos de Gros, sì. che erano dei ragazzi, cioè, avevano bisogno di guadagnare un paio di centesimi per poter campare, che erano lì al mercato con questa corbola e con questo cestino, insomma. E chi andava al mercato a fare la spesa, una volta che aveva comprato le cose, chiamava uno di questi ragazzi, metteva tutto dentro il cestino, dentro Sagrobi, le dava un paio di centesimi e le dava l'indirizzo di casa. E sarà anche avvenuto, ma a me non risulta che questi ragazzi mancassero. Erano dei perfetti fattorini, fattorini un po' di differenza magari con gioventù di oggi, senza voler rimpiangere troppo le cose del passato. Esatto. E di queste fotografie ce ne sono alcune molto belle, soprattutto una che è conosciutissima anche. Che è stata anche una cartolina. Questo non me lo ricordo, ma questa di Mario Pes, che è stato un fotografo dagli anni 20, 30 fino agli anni 50, diciamo. Era un grosso fotografo a Cagliari. E aveva fatto queste un paio di immagini di Piccioquedos de Gros che veramente erano molto... Erano artistiche. Era un artista veramente. Le prime foto che riguardano Cagliari o la Sardegna, a che anno si possono far risalire? Ma io conosco quelle fatte dal Delessert, che è del 1854. Che ce ne siano prima, a me non ne sono capitate. Ecco, quella di Via Roma che mi diceva lei potrebbe essere prima. Anzi, può darsi che sia anche prima, perché il Delessert, la Porta del Molo, mi pare che non l'ha fotografata. Io non ne conosco altri, io conosco quelle lì, ma sicuramente qualche cos'altro di precedente ci deve essere. La fotografia era un privilegio di pochi, Sì. Per cui fino agli anni 50-60 la fotografia era quella della prima comunione, Esatto. no? Esatto. O altre situazioni. Sì. C'erano... Diciamo che se vogliamo fare che fino agli anni 50 la prima comunione non si chiamava il fotografo, non si usava, la faceva di solito quando si usciva di chiesa, perché non c'erano lampi, flash, eccetera. Quando si usciva di chiesa si faceva la fotografia, quando si faceva, perché neanche sempre. Piano piano, finita la guerra, diciamo, negli ultimi anni 40, è cominciata questa abitudine, questa moda di fotografare qualsiasi cosa. Io mi ricordo che proprio alla fine degli anni 50 una mia nipotina che faceva la prima comunione e c'erano i fotografi, i genitori, i nonni, gli zii, ma siccome erano più bambine, quindi c'erano diversi zii, diversi genitori, in più il fotografo. E combinazione volle che in quell'occasione là chi celebrava la messa e chi celebrava era l'arcivescovo, che
lasciò da una parte la distribuzione della comunione e fece una filippica e ci mandò via tutti. Me lo ricordo come fosse questo aggeggio infernale che veniva introdotto. Si dovevano pensare a rispettare queste. Senta, però dicevo, era d'uso di pochi, però in occasioni particolari, tipo visita dei reali in Sardegna o a Cagliari, grande profusione di fotografie. Sì, c'erano dei fotografi che facevano questo lavoro qua, certo non con i flash, perché al massimo c'avevano il lampo di magnesio, ma non era. Che io ricordi queste fotografie di reali, per esempio di Umberto II, di Umberto I, pardon, non so chi possa averle fatte perché non mi risulta. Ma, magari avevano un fotografo di corte che veniva e poi mandava le immagini. Sì, però io le posso dire questo, che quando venne Vittorio Emanuele III, ci fu un fotografo di Cagliari che fece delle fotografie, tant'è vero fu, come si usava allora, nominato fotografo della Real Casa, perché infatti lo ricordo, ero bambino in via Sassari, c'era questo fotografo, c'aveva fotografo della Real Casa o qualcosa del genere. Sì, fornitore della Real Casa. Sì. Questo, e quindi evidentemente, però di altri che abbiano fatto fotografie in questi. Poi siamo andati avanti. Certo, dopo Vittorio Emanuele III arriva Umberto I e allora c'erano già le organizzazioni dei fascisti che avevano le persone per questo. C'era l'ufficio stampa. L'ufficio stampa e probabilmente, del regime, no? Del regime, e probabilmente ne venivano anche da fuori. Però succedeva anche che c'erano fotografi di Cagliari che riuscivano ad avere il permesso per girare durante la manifestazione e facevano fotografie, che infatti ce ne sono tantissimi. Ecco, dicevo, dopo la visita di Vittorio Emanuele III c'è la visita di Umberto I e poi nel 21 cominciano le visite del principe ereditario. No, Umberto I prima di Vittorio Emanuele III abbiamo. Sì, signore, sì. Stiamo un po' mischiando le carte della storia, esatto. Giusto? Poi Umberto II incominciò nel 21 una prima visita, la fece nel 21. Da ufficialetto dell'Accademia? Come si dice, era ancora al collegio nel collegio dell'Annunziatella di Napoli, infatti c'è la divisa, e lì lo vediamo anche con il nostro vice sindaco, perché il sindaco non c'era, il sindaco era Baccaredda. Se non ricordo male, nel 21 Baccaredda era già. Spieghiamo, se non ricordo male, in base a quello che lei ha letto, perché sì, nel 21 non era neanche nato. No? Esatto. Adesso qui però. Che Baccaredda nel 21 fosse già malato e quindi non partecipava alle cerimonie ufficiali. Almeno a questa cerimonia non aveva partecipato, e c'era Ballero, il vice sindaco, che non so, un signore con la barba. Poi venne nel 25 da tenentino, infatti in divisa e poi tornò con la moglie. No, poi tornò nel 25, adesso non mi ricordo se prima, poi venne ma ci fu anche un'altra. Ma venivano spesso i reali in Sardegna, molto più di quanto al limite possano essere venuti in questi anni i capi di Stato. Senz'altro, soprattutto in quegli anni là. Vittorio Emanuele III dal 1910 che è venuto a fare la prima visita fino al 29. Fino al 29 poi si è. Anche per recenti fatti di cronaca, le fotografie, mi riferisco alla scomparsa dell'ex regina d'Italia Maria Rosei, le fotografie di quella visita sono state ritirate fuori dai giornali, che ovviamente hanno puntualizzato le visite dei reali. Ce n'è una famosissima con i reali
nel palco d'onore del Teatro Civico. Del Teatro Civico, sì. Poi ce n'è un'altra, forse meno famosa, che però a lei sta a cuore, perché mi ha spiegato, mi ha detto, vedi, questa è la fotografia dei reali che si affacciano. Sì, che si affacciano al balcone della palazzina del giardino pubblico. E quella si vede proprio, si vedono solo i reali. E poi sulla sinistra c'è un fotografo e che è mio fratello, e poi c'è questa fotografia che è quella scattata da mio fratello, e si vedono proprio solo e soltanto i reali. Senta, suo fratello amava anche fare fotografie, lei mi ha detto, io mi sono sempre occupato però della stampa. No, non siamo mai stati fotografi, no, mai stati siamo stati stampatori. Il negozio di fotografia sviluppavamo, noi vendevamo macchine, rullini, pellicole e via. E mio fratello è lo stesso, soltanto che un po' per diletto, un po' per cercare di entrare nelle grazie. Era un modo come un altro. Nelle grazie dei vari, come possiamo dire, istruttori della premilitare, insomma, si era dedicato invece che mettersi a marciare come gli altri, a documentare queste cose qua. Ecco, di questa visita lei probabilmente era troppo giovane, non può avere un ricordo diretto. Sì. Ho anche sfilato con i Balilla, perché io avevo 13 anni. Erano le 9, grande calma in porto, quando ahimè la radio mi chiamò. Cosa c'è per Giove? Un ferito, un morto? No, mi si rispose, ma però oh capitan, c'è un uomo in mezzo al mare. Oh capitan, venitelo a salvare. Non sa il mar neppur nuotare sa, e finirà per affogare. Quel poverin per rimanere a galla, da un'ora sta seduto su una palla, e sopra l'onda glu 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 comincia a fare oh capitan, venitelo a salvare. Erano le 10, fu un presentimento che mi spinse allora a domandare. Favori scatacci, qualche schiarimento, come mai c'è un uomo in mezzo al mare? Oh capitan, c'è un uomo in mezzo al mare. Oh capitan, venitelo a salvare. Non sa il mar neppur nuotare sa, e finirà per affogare. Quel poverin per rimanere a galla, da un'ora sta seduto su una palla, e sopra l'onda glu 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 comincia a fare oh capitan, venitelo a salvare. Fino a mezzanotte non dormì tranquillo, sicché mi decisi a richiamare. Com'era Cagliari in queste occasioni? Cioè a che avvenimento attuale lo può paragonare un avvenimento del genere? No, era tutta una cosa frenetica di queste persone che dovevano, non credo che lo facessero perché fosse una cosa piacevole, come quando uno vuole andare a vedere Sant'Ifisio, eccetera, perché uno è obbligato ad andare e quindi dovevano arrivare anche, e si doveva arrivare anche in orario, perché bisognava organizzarsi per le sfilate, perché ognuno aveva il suo posto e tutte queste cose qua. Ma questo con i rappresentanti e il duce supremo del fascismo, o anche con i reali? Forse con i reali era più spontanea la partecipazione, che lei ricordi? Forse sì, però sinceramente non lo ricordo questo. Per gli reali l'unica venuta di Umberto che io ricordo è quella del 39, le altre ero troppo piccolo per ricordarmelo. Invece tantissime le visite da parte dei gerarchi e dello stesso Mussolini. Io ne ricordo, guardi, una di Starace, e so però che ce ne sono state due, una nel 34 e un'altra, se non ricordo male, nel 38, e quella me la ricordo. Poi
mi ricordo di un altro gerarca che non ricordo il nome assolutamente. Dice, ricordo solo le immagini Le stampate, immagini stampate sulle di, foto, di questo gerarca che parla dal bastione, ma non mi ricordo il nome. Queste adunate normalmente dove venivano effettuate? In piazza Iene? Facevo in piazza Iene e in piazza dei Carmine e in piazza dei Carmine credo sia stata solo quella del 42 quando venne Mussolini, credo, e poi in piazza Costituzione. Piazza Costituzione, sì. Dove lo scenario naturale del bastione si prestava esatto. a questo Anche tipo di da lì si è manifestazione. affacciato Badoglio, si è affacciato Starace, e poi quest'altro gerarca che non ricordo, che parlassero o meno, poi non mi ricordo, forse Starace fece un discorso. Al di là di questo poi gli anni della guerra, prima dei bombardamenti, con le mobilitazioni, la raccolta della lana, c'era stato il ferro, per cui prima, molte cancellate. Prima per la guerra d'Africa, poi invece dalla lana alla patria, per dare mandate la lana ai soldati, c'erano i manifesti che in qualche fotografia si vedono. Era per questo Manifesti all'epoca rigorosamente inquadrati negli spazi appositi, ancora esistono. Sì. Oltre che nella raccolta della lana ci si era esibiti anche nella raccolta del ferro per la patria, lei diceva in periodo antecedente, però di fatto sono sparite le cancellate che c'erano intorno ai giardinetti della Darsi. Esatto, sì. La Darsi era della stazione. Ferro alla patria, era stato oro e ferro alla patria per la guerra d'Africa. Via Roma e il porto protagonisti anche di parate che precedevano la partenza per l'Africa. Per l'Africa, sì. Mussolini venne nel 1935 per la partenza della divisione Sabaude, partiva per l'Africa e si imbarcarono sul piroscafo Nazario Sauro, mi pare. Sì. E ovviamente in queste occasioni, oltre le parate, c'era anche la folla che andava a salutare i parenti che partivano, i loro cari che partivano. Chi partiva? Che cos'era? Una convinzione, ovviamente il suo è un punto di vista per me, personale legato non lo ricordo. O era un modo come un altro per emigrare e trovare un lavoro? Ecco, penso una cosa, che un po' erano richiamati però erano anche, avevano anche delle, come possiamo dire, delle promesse di trattamenti particolari, ecco, questi, se non tutti, una frangia di queste persone qua. Quindi per molti è stata anche un'occupazione. Diciamo. Dovrebbe essere stato anche così, quello che si diceva, non è che io l'abbia vissuta, diciamo, in prima persona. Mussolini venne parecchie volte a Cagliari. No, venne 4 volte a Cagliari, guardi, nel 29, nel 35, nel 42 e un'altra volta, forse tra il 35 e poi fra le altre c'erano state la creazione, la fondazione di Arborea, ecco, di Carbonia. Per Carbonia soprattutto, venne per la, come possiamo dire, la fondazione, l'inaugurazione. Città tirata a lustro, sì, palchi da cui per forza poter fare i famosi comizi. Ma io ho delle fotografie anche perché la venuta di Vittorio Emanuele III, un palco proprio a ridosso del Molo, in via Roma, palco per riceverlo quando scendeva dalla nave. Era anche una cosa fatta bene, ecco, non erano occasioni. Poi ho visto che lei ha delle foto e mandiamo in onda, in cui Cagliari diventava base di partenza di alcune missioni, per cui si premiavano i valorosi che si erano distinti. Nel 1942 ci fu una battaglia, non mi ricordo se della Sirte o di che cosa, una battaglia aereo-navale nel maggio del 42,
e gli aerei partirono da diverse basi d'Italia e tra queste c'era anche Cagliari. E verso i primissimi di giugno Mussolini fece un giro di tutte queste basi per decorare tutti coloro che avevano partecipato e venne anche a Cagliari. Poche foto invece dei tedeschi. Ma c'è poca roba, poco per non dire niente. Cosa faceva? Era vietato fotografare? Stavano... No, forse non c'è stata occasione, perché l'occasione, due occasioni che hanno sfilato in via Roma, quando sono arrivati evidentemente perché andavano su al bastione, perché erano stati accasermati alla pasticciata coperta, e quando sono arrivati al bastione davanti alla scalinata, che vengono evidentemente salutati, dati il benvenuto, non so che cosa, dalla popolazione, da chi insomma era delegato a riceverli come autorità. Esatto. Lei mi raccontava che abitava da ragazzo da quella parte di fronte al bastione, e si ricorda questi altoparlanti. Questi altoparlanti che continuavano a suonare marce, inni e forse anche qualche canzonetta tedesca tipo Lili Marlene. Dopo l'8 settembre, come erano venuti? No, dunque, dopo l'8 settembre, dopo il 26 febbraio, il 28 febbraio che noi ce ne siamo andati, l'8 settembre non eravamo a Cagliari. Quindi, come tante famiglie penso che eravate sfollati. Penso che anche loro non fossero più al bastione, perché il bastione era stato bombardato. Quindi se non se ne erano già andati da prima, sicuramente, ma credo fossero andati via già da prima dei bombardamenti. Formano le schiere di battaglione che vanno marciando verso la stazione, hanno lasciato il loro paesello, cantando al vento un gaio ritornello, il treno parte ad ogni finestrino, ripete allegramente il soldatino, io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Appena giunto nell'accampamento dal reggimento ti scriverò, ti manderò dall'Africa un bel fior che nasce sotto il cielo dell'Equador. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Il giovane soldato junto al loro, c'è chi sul petto ha i segni del valore, ma vanno insieme fieri di valienza, cantando gli inni della giovinezza. Il vecchio parte che non può partire, rimpiange in cuore di non poter dire. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Appena giunto nell'accampamento dal reggimento ti scriverò, ti manderò dall'Africa un bel fior che nasce sotto il cielo dell'Equador. Io ti saluto e vado in Abissinia, cara Virginia, ma tornerò. Va, vita va, con 16 volte ci promette l'avvenire, una maschia gioventù, con romana volontà combatterà, verrà, quel dì verrà, che la gran madre degli eroi ci chiamerà, per induce o poi avere il re, a noi ti daremo l'impero e l'oltre mare. Bombardamenti, si disse, quello che era da bombardare era il porto, e invece gli alleati, allora nostri nemici, bombardarono tutto fuorché il porto probabilmente. Cagliari ancora porta, i segni sono visibili ancora oggi. Sì, però se noi guardiamo, adesso io non voglio difendere, non voglio incolpare nessuno per carità, però se guardiamo bene, come posso dire,
la direttiva di queste bombe come sono cadute sono sempre che poi non siano cadute nel porto e da quell'altezza in cui le buttavano. Sì, non c'erano le bombe teleguidate. Esatto. Però io mi ricordo che si diceva allora, seguono proprio delle direttive fisiche, come se avessero fatto un binario ecco, virtuale. Esatto. Dei bombardamenti lei cosa ricorda? Anche attraverso le fotografie di cui è in possesso. Sicuramente I bombardamenti la chiesa di Santa Caterina. Il 17, il 26 e il 28 febbraio, poi altri non ne ho vissuto perché siamo solo là. E quello che ricordo prevalentemente è la distruzione che ho visto di Cagliari, non solo in quelle date lì, ma dopo, quando sono rientrato per ragioni di studio. Sono rientrato alla fine del 44, no, l'inverno, adesso mi confondo se del 44 o del 45, vabbè, insomma, ma penso fosse quegli del 44, quell'anno. Che giravo per Cagliari, che ero solo, ero venuto per studi, quindi la famiglia era rimasta ancora sfollata. E camminando vedevo quella cosa distrutta. Intanto proprio a fianco alla vostra attività commerciale la chiesa di Santa Caterina. La chiesa di Santa Caterina. Ora, quello che io ho visto poi rientrato era che le macerie erano già state, diciamo, spostate e messe, come possiamo dire, sgombrate le strade, ecco, perché le macerie come crollavano i palazzi, le macerie andavano in mezzo alle strade, invece quando sono tornato io ormai erano, però si vedevano i buchi che... Oltre alla chiesa di Santa Caterina, la chiesa di San Giuseppe. San Giuseppe e Santa Lucia in via Baile, che però non era crollata tutta, forse mi hanno detto, io non l'avevo vista, che si sarebbe potuta recuperare, non lo so. Un'altra immagine che è passata alla storia di quei bombardamenti è praticamente il caseggiato delle scuole elementari Riva distrutto per metà. Distrutto, perché però quello è stato uno dei primi a essere rimesso a posto, mi pare, perché ci andò l'Erlas. L'Erlas era l'istituto che si preoccupava della battaglia contro la zanzara, la nofre, la bonifica, il DDT e tutto quanto è stato fatto per anni. Sì, però forse negli anni 50 che era andato verso le date. Poi c'era la piazza sotto la cattedrale. A proposito della cattedrale che c'è in un'immagine con la vecchia facciata. Sì, la facciata barocca. Sì. Poi si racconta che qualcuno, purtroppo non un buon tempone, dell'amministrazione comunale di Cagliari disse sotto... Adesso non mi ricordo in che anno, però... Vabbè, non attribuiamo le cose, parliamo... Fece buttare questa facciata perché si era convinti che sotto c'era una facciata di 200, invece non c'era niente. Allora negli anni 30 si fece la facciata che è quella che attualmente conosciamo. La facciata attuale. Altro monumento super fotografato sono le torri, San Pancrazio e l'Elefante. Esatto, anche la torre dell'Elefante ha avuto dei danni, insomma, con la guerra, con le bombe, perché è lì vicino a San Giuseppe, alla chiesa di San Giuseppe. La torre di San Pancrazio lo so che non mi ricordo se ha avuto... Ma la torre di San Pancrazio, quello che si vede dalle immagini è che è una delle più vecchie, sì, una delle più c'è vecchie, ancora la parte oggi aperta. Esatto, perché era prima, l'avevano chiusa per le prigioni, per adibire la prigione, e con delle finestre. Poi, l'anni non me li chieda perché non me lo ricordo, l'hanno rimessa come era, tolte la chiusura e come adesso. È riportata, insomma, come l'avevano costruita i pisani. La torre dell'Elefante danni in qualche modo ne ha subito anche in epoca più recente, sì, perché le foto documentano la presenza di diversi portali e diversi che oggi non ci sono più. Che non ci sono più, c'è quello esterno che hanno tolto per restauro e non è mai stato rimesso a posto. Altra cosa curiosa che le fotografie
memoria storica di una città e di un popolo documentano, è la disputa sul fatto, il vecchio teatro civico, centrato in pieno da una bomba, svuotato, sono rimaste solo le mura perimetrali. Che io ero sempre convinto che la facciata di questo teatro civico semidistrutto, cioè distrutto, sì. fosse di cima. Invece io ho delle due fotografie, una fotografia che rappresenta la facciata del cima, che è l'originale, che è la più antica. La più antica, e un'altra che non è la facciata del cima, è diversa. Quindi non è la facciata del cima. Quindi il rispetto architettonico che si sta osservando in tutti questi anni non è per la facciata del cima, ma è per una modifica successiva. E proprio le vedremo, penso. Noi le stiamo vedendo in questo momento. Non so, sarò io che non ne capisco niente, può darsi che avrò letto male, può darsi che... però a me hanno dato queste fotografie con le date, per cui, ma poi sicuramente la più recente è quella che corrisponde alle immagini di questo momento. Di adesso oltretutto c'è certo, rimangono questi fregi sopra le porte e sopra le c'è sul muro, sulla facciata un pezzo di ferro che si vede, si capisce che è uguale alla facciata rifatta della lampada, della portalampada, diciamo così. Altra cosa fotografata sono gli stabilimenti balneari, sì, o quando il poeta non aveva gli stabilimenti balneari, e di conseguenza i tram. Verdi quelli che giravano in città. Dunque i tram erano originariamente bianchi tutti a Cagliari e anche quelli che andavano al Poetto. Verso gli anni 30 i tram di città furono verdi. Evidentemente però doveva essere come per i tassi adesso, che prima erano verdi e neri, poi li hanno fatti gialli, adesso bianchi, ma in tutta Italia bianchi, forse in tutto il mondo, non lo so. No, perché quando erano gialli, a New York erano gialli lo stesso. Sì, sono rimasti gialli. Ecco, qui in Italia ne hanno fatti bianchi. Io adesso non so nelle altre città che colore fossero i tram prima degli anni 30, ma adesso sono verdi. E quindi evidentemente era una disposizione nazionale. Però adesso i di Puna che sono gialli. Il tram a un certo punto divenne anche protagonista di un fatto di cronaca, purtroppo. Sì, purtroppo scendendo da Via Manno entrò nel negozio che adesso è chiuso perché stanno rifacendo quello che era ad angolo via. Dove un tempo c'era la libreria di Sì. C'era la libreria di Sì. E allora c'era un sarto e entrò questo tram e il sarto mi dicono morì per lo spavento, non perché gli andò il tram addosso, però il tram entrò in questa... Abbiamo parlato un accenno per via delle polemiche sulla facciata del teatro civico. Cagliari ebbe altri posti di svago. Intanto il Politeama è andato distrutto dalle fiamme. Dalle fiamme del 42, se non sbaglio nel dicembre del 42, però non voglio... Ecco, al Politeama è legata anche una fotografia che ha una sua storia, che è un falso per certi versi. È la fotografia per la venuta di Umberto I nel 1899. Fecero una rappresentazione di Carmen e penso che fu una cosa che andò bene, però in quell'occasione un fotografo fece una fotografia dove c'erano i reali in questo palco che voglio precisare che il Politeama non aveva palco reale, ma per l'occasione avevano fatto una qualche cosa, addobbato un qualcosa. E questo fotografo presentò nella sua bacheca, se aveva la bacheca non lo so, questa fotografia del Politeama, che come vediamo, fotografia
Perfetta. perfetta in tutti i sensi, che penso che neanche oggi si possa fare una fotografia così. Guardando bene la fotografia, né ai tempi d'oggi, di adesso, Cioè un occhio esperto si si è vede che accorto di è che un cosa. fotomontaggio. Come è questo fotomontaggio? Lui, il fotografo, fece la fotografia del teatro vuoto. Poi, essendo un fotografo che allora a Cagliari andava Per la in moda e maggiore, per la in maggiore, moda. aveva diverse fotografie di personaggi e di persone benestanti, di persone Conosciute, diciamo. conosciute. E fece, con una pazienza da certosino, nei palchi mise le fotografie e fece un lavoro che, come si vede, è perfetto. In platea, In platea mise tutti ufficiali, può darsi che fossero fotografie che aveva lui, può darsi che le fece, e poi la stampò tipograficamente e ne deve aver venduto quindi praticamente creò un poster. un post, noi diciamo una stampa Sì, sì. tipografica come Si chiamava stava questo per lì. fotografo? Evaristo Mauri, anche filmata, quindi non, E siamo alla fine del 1800. al 1899. Poi se lui li ha venduti nel 1900 non lo so, perché magari quanto ci avrà impiegato. Senta, con la fotografia le generazioni che sono arrivate dopo scoprono anche che esisteva un locale denominato Eden Park. Sì, vabbè, ma io lo conoscevo già prima della guerra, non è che... Io parlo delle generazioni sì, di adesso. sì. L'Eden Park era dove oggi c'è l'Impis, Il Palazzo dell'Inps, il palazzo dell'Impis, sì. tra la via Sonnino E angolo via Sonnino, via Regina Maria. Margherita. E lì, Che cosa succede? soprattutto, prima della guerra io non ero troppo ragazzino per poter andare, però leggevo e sentivo che c'era andato anche Carlo Di Tespi e altri vari spettacoli anche, come posso dire, organizzati dal partito fascista, Era un posto, un luogo di raduno. di diciamo. raduno. Nel dopoguerra io lì ci ho visto anche Rabagliati, che venne a Cagliari, andò Il famoso cantante swing penso dell'Eyar le persone prima della e mia della età se lo radio. devono ricordare, Cioè, però sono venuti anche altri, hanno fatto anche spettacoli di prose e qualche spettacolo di prose. Io ho anche un vago ricordo che verso il 48-49 si andava anche a giocare a pallacanestro. in quello spiazzo. In questa- in questo In quegli anni poi c'è anche l'Arena Odeon. l'Arena Odeon, Lei ha due no, immagini di questa. l'Arena Odeon nacque intorno al 38, 37-38, fu inaugurata. Non so se con la guerra abbia avuto danni, ma dopo la guerra è stato un locale all'aperto che è stato utilizzato, oltre che per cinema, è stato utilizzato per prose e anche per qualche festa danzante. Questa che invece vediamo adesso è una panoramica dell'Arena Giardino. Anche questo, Cine Giardino, Cine Giardino. Cine Giardino, che è sorto Teatro e nel cinema 40, all'aperto, è sorto nel 44 mi pare, 44 o 45. opera, operetta, Opera, proiezioni operetta, cinematografiche. cinema, era un teatro enorme, come acustica. E anche il freschino che faceva d'estate quando tirava il maestrale, questo anche all'Arena Odeon. Quando tirava il maestrale c'era da battere i denti, da andarsene, certe signore andavano via se non si premunivano. E comunque luoghi di ritrovo. Forse c'erano meno macchine all'epoca, quindi il beh, problema del guarda, parcheggio. io mi ricordo che sia dal Cine Giardino che dal Teatro Massimo, per un certo numero di anni, o andavamo a piedi, oppure c'erano i tram che aspettavano la fine dello spettacolo per portare Per riportare San Benedetto i cittadini a via, casa. esatto. Ma io quante volte mi sarò fatto Teatro Massimo, Palazzo Vinceremo, sai, ci ricordi il Palazzo Vinceremo? Sì, sì, in via San Benedetto, Via San angolo via Benedetto, Petrarca. perché accompagnavo mia moglie, allora mia fidanzata, a piedi, perché le macchine erano ancora di là da venire.
you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and sing you a moonlight serenade. Let us stray till break of day in love, valley of dreams, just you and I, a summer sky, a heavenly breeze, kissing the trees. So down, baby, let me Poi ci sono anche le foto di un qualcosa, oltre a questi luoghi di ritrovo che abbiamo citato, che per o vicende belliche o per incendio, come nel caso del Politeama, ci sono delle altre cose che non esistono più. Nella sua galleria di fotografie, questa mostra fotografica della memoria del tempo che riguarda soprattutto Cagliari, c'è una chiesa, lei dice molti cagliaritani non sanno neanche che è esistita una chiesa con questo nome, Chiesa di San Bardilio. che sorgeva dove? Sorgeva Più o meno. All'inizio della salita di Bonaria, o a destra o a sinistra di questa salita, più o meno all'altezza dell'ex ingresso del cimitero. Ma nessuno l'ha. Anche che Esistono le foto ma non la memoria. Esatto, è l'unica foto che esiste questa qui. E penso che, no, non penso, dicevo, c'è una fotografia scattata dal Bastione con questa panoramica dove si vede un piccolo cimitero oggi monumentale che è Bonaria, la basilica forse ancora in costruzione, sì. E quella è poi non c'è niente intorno. degli all'incirca del primi Novecento, forse addirittura del Novecento. Altre immagini della basilica di Bonaria quasi ultimata, con l'acqua che arriva quasi fino alle falde. Questa è una panoramica, diciamo, presa Lato mare, dal lato mare, sì. E si vedono, prima ancora della bonifica di Susiccu, e si vede questo acquitrinio che indubbiamente prima doveva arrivare ancora più su, è vero. Da qui la leggenda della cassa approdata in quel punto, sì, proveniente dal mare, esatto, e l'erezione potrebbe essere, della basilica. Sempre esatto. parlando di chiese, due fatti. Abbiamo accennato prima alla chiesa di San Giuseppe a fianco alla Torre dell'Elefante in Castello. Lei dice, vede che qua la fotografia è fatta dopo il bombardamento, manca questo dipinto, chissà esatto, che fine ha fatto. Alla chiesa di San Giuseppe io ho la fotografia dell'interno dove c'è un dipinto. Prima e dopo il bombardamento. E poi c'ero prima e mi dicono, perché io prima non l'ho conosciuta, cioè non le era capitato mi di era vedere. capitato di entrarci. Dicono che quel dipinto fosse di Marghinotti, che è sparito, tant'è vero che sia sparito perché ci è caduta la bomba e si è distrutto, che sia sparito perché sia andato da qualche altra parte, non lo so. Questo. E il fatto è che in questa fotografia dopo il bombardamento Il dipinto c'è il vuoto. questo vuoto dove era il dipinto. Può essere anche andato a fuoco, perché Certo. non so cosa. È una zona sfortunata, fra la torre a cui mancano le porte, la chiesa a cui manca il dipinto, evidentemente è una zona Oppure può sfortunata. darsi che sia, e io non lo so, che sia in Certo. qualche altra chiesa regolarmente portato, non so questo. Non tutti sanno invece che la chiesa di Sant'Anna con scalinata e doppio campanile in origine era invece con un solo campanile. Come questo. E adesso anche qui purtroppo io la memoria non mi aiuta più tanto, ma non mi ricordo quando l'hanno messo il campanile, l'altro campanile. Però ricordiamoci che
a Cagliari si usava dire la fabbrica Sant'Anna, perché la chiesa non si finiva mai. Quindi probabilmente quella è una foto fatta mentre stavano Esatto, costruendo. esatto. A proposito Poi- di costruzione, Poi naturalmente, prego. scusi, Sant'Anna è stata mezza distrutta dai Certo. bombardamenti, poi adesso è tutto, vabbè, scusi. Tutto rifatto. Sì. Chi invece non ha aspettato i bombardamenti per crollare era l'allora erigendo Palazzo delle Poste in Piazza del Carro. Dunque, quando nel 1930 Non è necessario Non è precisare, importante, negli non anni stiamo, 30. stiamo facendo una Sì, chiacchierata, negli anni non 30 vogliamo hanno fare una costruito il lezione. Palazzo delle Poste. Il lato che dà via Maddalena, Via Maddalena, sì. Via Maddalena o via Malta? No, via Maddalena. Quello Il lato che dà verso il Viale Trieste, Esatto. diciamo. E in un dato momento crollò. Fortunatamente pare che non ci siano stati Senza danni a cose o senza persone. danni. E poi fu evidentemente dovuto ricostruire. c'è stata qualche defiance nella Diciamo che il terreno ha ceduto. di terreno. Lei, i figli sono tutti uguali, non parlo dei figli che lei può avere, che lei ha, ma parlo delle fotografie. Sì. Se dovesse fare una hit parade, a quale è più o a quali è più affezionato? Ma guardi, è una domanda che mi hanno già fatto in diversi. Quindi le sto Direi facendo che- una domanda no, scontata, no, però no, è una che curiosità Io ho legittima. affezionato proprio a nessuno in particolare. Posso dire quella mi piace di più perché posso capire di più com'era quella zona, in questo senso qua. Però io ripeto, perché l'ho già detto, che ce n'è una che mi ha regalato una persona e mi ha regalato proprio la fotografia stampata in quell'epoca, intorno al 1895-1900. Quindi con quel colore classico di queste fotografie molto evanescenti, che rappresenta il giardino della stazione, che Stiamo parlando della stazione, della stazione reale, della stazione dello Stato. dello Stato, Quello di attuale Pia- dello Stato, all'epoca allora, reale, stazione reale. reale. E che rappresenta appunto il giardino della stazione e il Palazzo Vivanetti. Non c'è ancora Il municipio. il municipio e si vede proprio da via Gianmaria Angioi che sale costeggiando il Palazzo Vivanetti. E poi un po' così si vede la stazione. Questa è una fotografia che effettivamente anche mi piace perché vedere questo giardino come era tenuto allora era Era un giardino. un giardino veramente tenuto ma non solo con gusto ma anche con una certa grazia, ecco, non so. E questa è la fotografia che appunto Gli antesignani delle fotografie aeree le facevano col dirigibile. Beh, qui a Cagliari c'è stato nel 1920 che hanno fatto evidentemente l'aeronautica, fotografia con il dirigibile, però nessuno ci vieta di pensare che le facessero anche con gli aerei. Io mi ricordo qualche film che ho visto degli anni 20, 30, che in questi aerei a due posti, uno avanti e l'altro dietro, che quello si metteva con la macchina fotografica e fotografava. Vabbè, Questa film. però in particolare, che è una panoramica andando verso il porto di Via Roma, Sì. fa vedere sulla parte sinistra Viale Trento Sì, e sulla parte destra Viale Trieste. Trieste, sì. Non c'è niente. Niente. Lei ha detto Sì, è tutto campo e gresura. Esatto. Sì, vabbè, in quella zona lì, non nel 20 c'era già qualche cosa, ma lì in questo caso proprio è Viale Trieste è proprio... Tra l'altro strade non asfaltate, Sì, esatto, ancora questo polverose e via dicendo. Per chiudere, l'intenzione, sempre in collaborazione con Salmoiraghi e Viganò, è quella di aprire alle scuole Esatto, sì. questa mini mostra Sì. che c'è nei locali di Via Mare. Io... Quale si aspetta che sia il complimento più bello che le può fare uno studente che non sa di lei, non sa di questa chiacchierata e No, mentre no. gira e guarda, che cosa Non ho idea. che cosa le piacerebbe sentir dire?
Una domanda difficile. Si No. accontenta forse del fatto che dica, beh, c'è No, qualcuno... ecco, per me sarebbe già una soddisfazione vederli venire. E io mi auguro di poterla ampliare, perché effettivamente io ho circa 3.000 fotografie, lì ne abbiamo messe, forse non arrivano a 300. E anche come apparecchi fotografici, eccetera. Io ho altra roba che voglio vedere, di sistemarla per farla vedere. Ecco, non è... perché è molto... la maggior parte dei giovanissimi, lei ha visto che c'è la moviola. Sì. Chiedo che cos'è. Il sogno di tutti i cineasti per e allora io mi generazioni. aggancio allo sport, dico, al calcio, dico, Esatto. quando sentite, vediamo la moviola, La moviola, eccola qua. ma sarà Sì, sì, è oggi una moviola elettronica oggi. elettronica. In effetti non ci sono né le manovelle né i rullini Esatto. in cui c'è la pellicola. La ringrazio. Grazie a lei. Thank you.